sei come un treno che viaggia senza orario. Hai detto questa è la tua strada, stare fuori o darci dentro, vuoi restare e giuri di non cascarci mai, mai più. Lo senti il profumo. Bentrovati amici di Teleregione, proprio in questi giorni c'è stata una grande manifestazione sportiva a Olbia, grazie a questa grande palestra che è il Can Judo Olbia, una manifestazione importantissima che è dedicata allo judo, Judo in Action. Siamo in compagnia del padron di casa poi di questa grande associazione che tra l'altro quest'anno ancora una volta ha vinto questa grande manifestazione. Sì, siamo veramente contenti, felici di questo, come hai detto tu. Abbiamo vinto il 14° trofeo Judo in Action International, l'associazione sportiva Can Judo Olbia, quella che tra l'altro dirigo. Abbiamo portato in porto questo grande lavoro che era riuscire a organizzare questa 14ª manifestazione, e poi il fatto di vincere è un successo maggiore, perché siamo veramente soddisfatti di tutto l'andamento della manifestazione, una manifestazione che ha portato al Palasport tantissima gente, tantissimo pubblico, tanti atleti, tante società vi hanno partecipato, sono stati veramente spettacolari gli incontri che hanno fatto in modo di far divertire il numeroso pubblico. Intanto, mentre parliamo, come vedi, ci sono proprio delle immagini poi che riguardano la manifestazione, ma soprattutto quella che riguardano i ragazzi che combattono. Cioè, cosa significa un combattimento di judo per questi giovani? Ma innanzitutto, oltre ad essere un'arte marziale, il judo è uno sport olimpico, e poi il fatto di allenarsi per diverso tempo nelle proprie palestre, questo fa in modo poi di mettere in mostra quello che ha realmente imparato negli allenamenti vari. Mettere in mostra in un combattimento, in una competizione, soprattutto se è di alto livello come questa. Abbiamo visto che gli atleti sardi si sono ben comportati anche con le altre rappresentative, soprattutto quella di Budapest, che è scesa qui in Sardegna con una squadra fortissima, e alla fine abbiamo dimostrato, tutti gli atleti sardi, ma soprattutto anche quelli del Can Judo Olbia, che hanno conquistato ben 6 medaglie d'oro, 5 d'argento e 3 di bronzo. Abbiamo dimostrato che insomma anche il judo in Sardegna non è male. Possiamo competere con tante altre realtà europee. Sicuramente devo dire, caro Angelo, che forse 5 Stelle Sardegna e quest'anno anche Teleregione ti hanno portato fortuna, perché proprio in questi anni, da quando, come dire, frequenti anche quelle che sono le nostre televisioni, ti hanno fatto vincere 2, cioè non è che ti abbiamo fatto vincere noi, ma hai vinto. Siete comunque. Dei portafortuna, siamo dei portafortuni, no? Portafortune. Noi innanzitutto ringraziamo Teleregione e 5 Stelle che sono sempre presenti a questa manifestazione, fanno in modo di far vedere tramite la loro TV quello che è il judo, un bellissimo sport che noi cerchiamo di promuovere e sviluppare a 360 gradi organizzando manifestazioni di vario genere. Infatti proprio per questo volevo anche colgo l'occasione per ringraziare il Comune di Olbia e la provincia di Olbia Tempio con i loro assessorati allo sport e alle politiche giovanili, che sono sempre presenti, perché in effetti capiscono il valore di queste manifestazioni, e noi siamo veramente molto soddisfatti. Ma quanto sono importanti poi le amministrazioni ai fini della buona riuscita di queste grandi manifestazioni? Ma sicuramente sono importantissime, anche perché senza dei fondi non si potrebbe manco iniziare un'organizzazione del genere. Noi abbiamo tantissimi vari sponsor locali che ci danno una mano, però non ci permetterebbero di creare una sorta di spettacolo, di sport spettacolo come noi vogliamo crearlo tutti gli anni. La nostra associazione mira molto allo sport spettacolo, perché non vuole che sia solamente una giornata di sport, ma che all'interno del Palasport ci sia veramente spettacolo, anche per delle persone che vengono per la prima volta per vedere o ammirare una manifestazione di arti marziali, e sicuramente
è volere nostro di colpire anche lo spettatore che non capisce di arti marziali e che sicuramente pian pianino, vedendo un allestimento, una coreografia come noi facciamo tutti gli anni all'interno del Palasport, venga, come dire, sorpresa, allo stesso tempo tenga ammirazione per questo sport e pian piano capire all'interno della gara di come si svolge realmente una competizione di judo, che non è molto complicata tra l'altro. A proposito di judo, adesso rivedremo ancora una volta i combattimenti tra queste giovani promesse, perché vincere comunque una medaglia d'oro non è una cosa semplice, con tutte poi le associazioni che c'erano all'interno di questa manifestazione. Caro Angelo, andiamo a spiegare poi come funziona il meccanismo della lotta dello judo. Andiamo proprio a fare una cronaca di quello che succede. Ma diciamo che la lotta inizialmente la lotta è senso di aggregazione. I ragazzi quando vengono in palestra fanno in modo di lavorare sulla lotta, che poi è corpo a corpo, dunque se è modo di socializzare con il compagno. Io vedo che questi si stanno proprio menando, voglio dire. Cioè, sembra che si stiano anche facendo male da quel che vedo. Sì, sicuramente, loro cercano in ogni caso la vittoria, perché lo sport è fatto anche di vittoria naturalmente, però come si vede c'è realtà, c'è rispetto da parte dei due avversari, cercano di colpire al meglio con la tecnica per poter acquisire dei punteggi che poi nel tempo finale gli permetta di vincere l'incontro per tecnica, però c'è un grande rispetto tra i due. Il meccanismo com'è? Perché noi continuiamo a vedere qua insomma, mentre lottano, cioè il senso della lotta in questo momento sono avvinghiati. Il meccanismo, ecco, te lo spiego semplicemente, il meccanismo è che attraverso le prese sul judogi, che è la divisa che indossano, bisogna cercare di proiettare e di schienare l'avversario. Nel momento in cui si esegue una tecnica e viene proiettato l'avversario con la schiena per terra, si acquisisce un punteggio che può variare dallo Yuko al Vazari e all'Ippon, che è il KO tecnico come per la box. E poi è fatto anche il combattimento del judo è fatto anche di mobilizzazioni, cioè di rendere inoffensivo l'avversario quando è a terra, con la schiena per terra, e farlo battere, cioè significa di eseguirgli una leva articolare o un soffocamento in modo tale che l'avversario possa arrendersi e battere con la mano sul tatami in segno di resa, e quello è il KO tecnico ugualmente. E lì praticamente l'altro vince. L'altro vince, sì, ecco qua. Allora, caro Angelo, noi adesso ci fermiamo perché qui finisce la nostra puntata, però ci ritroviamo ancora perché ritorniamo a parlare di tutte quelle parole che mi ha detto che io non conosco, tatami, utsami, tsunami, non lo so. Imparare tutto così velocemente. Ma lo rispieghiamo, sì. Anche perché vale la pena comunque di assistere a questa grande manifestazione che porta Olbia a livello sportivo, insomma proietta Olbia a livello sportivo in tutta Europa. Ci ritroviamo ancora, naturalmente con Die Prodie e naturalmente con Angelo Calvisi e il Judokan Olbia.